Ricorrono oggi i 100 anni della nascita di Francesco Renda, tra i maggiori intellettuali siciliani del Novecento. Nacque a Cattolica Eraclea, a provincia di Agrigento, il 18 febbraio del 1922. Fu famoso storico, sindacalista, politico ed eletto per 5 legislature di fila come deputato regionale, una volta anche senatore. Nel video il ricordo dello scrittore Lorenzo Curriere e del primo cittadino di Cattolica Borsellino. Francesco Renda era da poco ritornato dal servizio militare ed era venuto a Cattolica. Come mi ha raccontato in una intervista, alcuni compagni di Cattolica, non appena hanno saputo che era ritornato dal servizio militare, sono andati a casa sua a incontrarlo e a proporgli di guidare la istituenda sezione del Partito Comunista. Più che altro non si trattava, mi diceva il professore Renda, di una vera e propria sezione del Partito Comunista, ma si trattava di un'alleanza tra comunisti, socialisti, per poter formare un blocco del popolo e poter vedere che cosa c'era da fare per avere le terre in concessione. La sua attività fu all'inizio attività di sindacalista. Poi è stato invitato a candidarsi, è stato un po' titubante e poi si è candidato per 5 volte di seguito, è riuscito ad essere eletto alla regione siciliana. Poi si è portato come senatore per una legislatura. Alla fine di questa legislatura il richiamo dell'università, il richiamo agli antichi studi, lo hanno spinto ad abbandonare la vita politica e a dedicarsi innanzitutto all'università. Ai giovani d'oggi e a noi tutti, anche meno giovani, ha lasciato un insegnamento abbastanza importante. Ci ha fatto conoscere innanzitutto le radici di quello che è stato il fenomeno mafioso e nello stesso tempo ha sempre esortato i giovani a non assuefarsi, a non chinare il capo di fronte alla mafia, ma a parlarne. Siccome era impegnato nella politica provinciale e regionale, e si allontanò da Cattolica, guidava il movimento dei minatori, a Palermo continuava con l'università e qualche altra organizzazione sindacale, e per cui il progetto di un attentato nei suoi riguardi, per quello che mi hanno detto, non posso essere certo della situazione, sfumò. Francesco Renda è stato un illustre personaggio nella nostra comunità in cui siamo orgogliosi. È stato un politico fino al 72, io l'ho conosciuto poco, ma è stato un grande storico e filosofo. E siamo veramente orgogliosi di avere questi personaggi, che Cattolica ne abbiamo tanti. Parole di ringraziamento per quello che è stato uno che ci ha formato sia culturalmente, e ancora oggi prendiamo spunti dei suoi libri, della sua storia e della sua cultura. Intanto il Palazzo Comunale Cattolico Eraclea 2014 è stato intitolato proprio a Francesco Renda, è un significato. Se non era una figura di questa statura, di questa cultura, non sarebbe mai stata intitolata a Francesco Renda. Purtroppo quest'anno, a causa della pandemia, non si può organizzare nessun evento e sarà sempre nei nostri sogni ricordare il professore Renda come personaggio che ha dato tantissimo a livello culturale.